popolazioni quindi anziane, e quindi a maggior ragione la vaccinazione lì sarà particolarmente importante. Direi fondamentale. Rimanga con me, professoressa, perché voglio un suo punto d'analisi su quello che sta accadendo in una realtà che è quella del Veneto, dove crescono i contagi e la situazione è davvero allarmante. Sentite cosa ha raccolto la nostra inviata Lucia Loffredo. Negli ultimi giorni in Veneto sono aumentati i contagi. Il 25 dicembre i casi sono stati più di 5.000. Il tasso di positività è arrivato al 36%. Da regione modello nella lotta al Covid a prima regione nell'incremento dei casi giornalieri. Cosa succede? In Veneto abbiamo più casi, ma perché facciamo anche più tamponi. Abbiamo una buona sanità, abbiamo fatto più tamponi. Io non mi sento in pericolo, anche perché le terapie intensive, sì, sono sotto pressione, ma non è che abbiamo problemi a ricevere i pazienti. E comunque penso che quotidianamente poi il nostro governatore ci tenga aggiornati e monitori la situazione. La preoccupazione è più che notevole, soprattutto per noi che ci stiamo godendo i nostri anni più belli. Un sacco di italiani che sono ignoranti, perché se non ci fossero loro le cose andrebbero meglio in Italia. Essendo stato il Veneto in zona gialla, no? da sempre, probabilmente si è creduto di vivere una situazione di libertà che poi di fatto non era reale. Per le feste le prescrizioni sono quelle di chiudere tutto, ma cosa fanno? Si chiudono in casa e sono in tanti lo stesso. Noi abbiamo un bar sotto casa, per esempio, e io ho visto poca responsabilità sia da parte del gestore del bar e anche poca da parte delle persone. Capisco mandare avanti l'economia, però bisognerebbe fare delle norme che siano coerenti l'una con l'altra. È un periodo veramente difficile e ci vuole coraggio e intelligenza da parte di tutti. E allora andiamo in diretta adesso a Padova con Lucia Loffredo, c'è anche la professoressa Cattelan vaccinata ieri, da voi. Sì Alberto, buonasera, noi siamo proprio qui davanti all'istituto che la dottoressa dirige di malattie infettive. Lei si è vaccinata, mi ha detto che si sente bene, anche i suoi colleghi. Certo, ieri ci siamo vaccinati, la vaccinazione in Veneto è iniziata alle ore 12. Abbiamo simbolicamente vaccinato qui in azienda ospedaliera 90 colleghi. È stato come procederà? Quanti saranno i vaccini che arriveranno ogni settimana? Insomma, a che punto siamo nell'organizzazione? Beh, c'è un piano vaccinale regionale che poi è stato ovviamente declinato in tutte le aziende. Arrivano rifornimenti da Pfizer a cadenza settimanale e dal 28 dicembre al 25 gennaio dovrebbero arrivare all'incirca, se non sbaglio, più di 8.000 dosi. E quindi sono per 4.000 persone però. E quando completeremo tutti quanti? Cioè quando arriverà anche a noi il vaccino? Ecco, bella domanda. Ma allora questo è il vaccino di Pfizer, poi ci saranno altri vaccini, il vaccino di Moderna, poi ci sarà il vaccino di AstraZeneca a livello nazionale. Una data ce la può dare per farci sperare un po'? Ma direi che dovrebbe finire questa prima fase di vaccinazione entro il primo trimestre di quest'anno, dove si pensa di vaccinare all'incirca, di raggiungere un 13 milioni di soggetti, che è quel minimo numero insomma, che può avere un impatto epidemiologico importante. Dopodiché grazie moltissime anche alla nostra ospite Lucia Loffredo. Più tardi capiremo bene come funzionerà il piano vaccinale. Professoressa, torno da lei perché vorrei la sua opinione su quello che sta accadendo in Veneto, questa regione che aveva contenuto nella prima ondata, adesso invece è diventata la regione dove sono saliti prima i contagi, adesso anche lo stress sugli ospedali nelle ultime ore è schizzato. Come mai secondo lei? No, infatti l'incidenza del Veneto un po' ha sorpreso tutti. Mi sembra che delle persone intervistate la signora di una certa età è quella che ha dato la risposta probabilmente più verosimile. Il Veneto è sempre stato in zona gialla. C'è stato forse anche un rilassamento da parte delle persone che si sono sentite falsamente tranquille e sicure in questo momento, quindi ha sperimentato l'ondata che è arrivata dopo rispetto alle altre regioni. Adesso ha dei numeri veramente elevati e questo crea un problema anche sul loro servizio sanitario che è buono. In qualche modo loro non sono mai stati classificati come una zona arancione o rossa proprio perché sono in grado di rispondere ai problemi con dei servizi sanitari buoni, però il numero di infezioni in questo momento è particolarmente elevato. Professoressa, abbiamo visto molti leader, per esempio Joe Biden si è vaccinato negli Stati Uniti e